attraversata da un'importante strada consolare romana, terra di lunga storia medievale e di lunga storia veneziana. Terra di ville, di tesori, di opere d'arte, terra di grandi personaggi. In questa meraviglia ci accoglie il sindaco Antonello Baseggio. Buongiorno sindaco. Ciao Ide, benvenuta. Grazie. Una Ponzano Veneto davvero tutta da scoprire. Indubbiamente tutta da scoprire. Non siamo solo un comune di periferia, ma abbiamo una città delle ville, ben 11 ville venete incastonate in un ambiente bellissimo dove la natura e il torrente Giavera che ci attraversa fa certamente di questa comunità una cosa esemplare. Una Ponzano Veneto con una lunga storia. Pensiamo che parte già 100 anni prima della nascita di Cristo. Hai ragione Ida. Il nostro territorio è stato attraversato dai Romani già prima di Cristo e abbiamo dei reperti nel nostro percorso museale che poi verranno presentati dalla professoressa Laura Gracis. I Romani hanno attraversato Ponzano Veneto dal punto di vista commerciale e siamo presenti non solo con la storia della postumia romana ma anche col decumano che l'attraversava, che collegava Treviso al Montello, dove poi le famiglie nobiliari venete hanno deciso di soggiornare in questa splendida città che io rappresento. Tutto questo in una nuova puntata di itinerari turistici e cominciamo subito dalla barchessa di Villa Serena. Andiamo. Ed eccomi con Laura Gracis, storica locale. Buongiorno Laura. Buongiorno. Ponzano Veneto, abbiamo detto, attraversata da un'antica strada consolare. Esatto, è la strada consolare Postumia, fatta costruire appunto dal console Postumio Albino nel 145 a.C., che collegava Genova con Aquileia, costruita per motivi militari prevalentemente, ma poi anche commerciali. Ma proprio in questa via, nel 1995, succede un fatto straordinario. Abbiamo un ritrovamento importante. Certo, perché proprio in questo anno uno storico locale importante, Piero Pizzolon, ritrova una tomba augustea dell'epoca augustea che conteneva 2 olle cinerarie, nonché una fibula, ma soprattutto delle lamine bronzee paleovenete ad uso votivo e devozionale. In una di queste, una cosa importantissima, è rappresentata e incisa la dea clavigera, cioè la dea portatrice di chiave, ed è una delle pochissime perché se ne conoscono soltanto altri 5 esemplari. Ma vogliamo far capire ai nostri telespettatori chi era la dea clavigera? La dea portatrice di chiave, cioè assimilabile a una grande madre che è in grado di aprire e chiudere la terra, non solo, ma in mano anche il destino delle piante, degli animali e delle persone. Una storia veneziana con una grande storia d'amore che parte proprio da qui, in questa villa, nel 1700. Sì, perché nei primi decenni del Settecento Agostino Rubbi, un ricco commerciante veneziano, appunto, decide di costruire una villa nelle campagne ponzanesi. Perché i nobili veneziani venivano qui? Perché si spostavano dalla laguna nell'entroterra? Bene, dalle lettere che abbiamo di Paolina Rubbi leggiamo che volevano venire qui in questo paradiso. Perché era un paradiso? Perché l'aria era buona e perché c'era la pace della campagna. Dedicato allo sposalizio della Vergine Maria di San Giuseppe, qui
riposa la contessa Paolina Rubi e ne parliamo con Alessandro, una donna bellissima di cui il marito era innamoratissimo. Sì, il marito era innamoratissimo e fece fare questa chiesetta appunto a sua moglie, che era una donna bellissima e molto ricca. In questa chiesetta, che è appunto molto particolare perché è di forma ellittica, già durante il fascismo era monumento nazionale, perciò molto importante per l'epoca, e ancora oggi conserviamo fortunatamente il busto fatto da il Torretti, che era il maestro del Canova, ed è un'opera importante per Ponzano Veneto, appunto. È conservata all'interno di questo ambulacro con un bellissimo epitafio sotto che appunto ne racconta la vita della contessa. Una donna tanto amata che il marito appunto volle lasciare agli eredi questa lapide dove specifica che nessuno mai vi sarà sepolto, perché era talmente innamorato che solo lei è la protagonista di questa chiesetta praticamente. Sindaco, siamo appena usciti da una grande storia d'amore ed entriamo subito in un altro racconto fiabesco. Esce anche il sole. Hai ragione Ida, questa Villa Corner, pare nella storia abbia accolto la stessa principessa di Prussia. Ci stanno attendendo la signora Iside e la signora Roberta della famiglia Basso che ci illustreranno questa bellissima villa. Buonasera. Buonasera. Villa Corner, una villa del 1700 detentrice di grandi tesori. Sì, assolutamente, abbiamo la fortuna di poter ammirare degli affreschi del Tiepolo al piano nobile della nostra villa. Ci accompagna? Ma molto volentieri. Roberta, ma te lo immagini questo salone, la meraviglia durante le feste? Perché tu prima emozionata mi dicevi, non era così quando il mio nonno l'ha comprato. Guardi, è stato veramente un'emozione entrare in questa abitazione, chiamiamola così, in questa villa e rendersi conto che all'interno di queste mura soggiornavano dogi, esponenti della Repubblica Veneziana e artisti di fama mondiale come il Tiepolo. Quindi questa è stata una grande emozione. Ben 4 sono gli affreschi in questa stanza del Tiepolo, 3 alle pareti e 1 al soffitto, vero Laura? Cosa rappresentano? Abbiamo Ifigenia, il sacrificio di Ifigenia in Tauride, e abbiamo il trionfo di Diana sul soffitto. Questo era il piano nobile di Villa Corner. Qui si svolgevano delle feste su questo splendido pavimento, Laura. Sì, certo, è un bellissimo terrazzo veneziano, veramente pregevole, direi una delle cose più belle che si possono vedere in questo ambito, diciamo. Ecco, tra l'altro è impreziosito da dei frammenti di ceramica, di porcellana, meglio, cinese antichi, quindi è veramente un pavimento pregevole. Immagino che qui si siano fatti dei balli eccezionali. Sindaco, lasciamo la meraviglia di Villa Corner, ci inoltriamo nel verde di questo parco e adesso dove mi porti? Ti porto nel verde della nostra terra piena di ciliegi. Certo, perché Ponzano Veneto non è solo terra di ville, ma anche terra di ciliegi. Andiamo. Giuseppe Graziotto, uno dei fondatori della festa della ciliegia. Qui siamo nelle vostre coltivazioni. Una meraviglia, non ho mai visto una cosa del genere. Complimenti. Sì, sono bellissime. Queste colture sono nate nel 1985 dal signor Rossi, Giuseppe detto Francesco. Ora sono gestite da Zago Adriano. Qua, come possiamo notare, sono piene di ciliegi che fra poco dovrebbero fare la raccolta meccanica, ora le stanno ancora raccogliendo manualmente e poi andranno a fare la confettura, la marmellata. E come abbiamo detto, la generazione continua di padre in figlio. Mirko. Grandi novità per questa festa quest'anno, proprio in questi posti. Sì, da qui siamo partiti quest'anno con una nuova iniziativa che
che è stato un picnic tra ciliegie in fiore, che è stata veramente abbiamo avuto un afflusso veramente molto importante, siamo rimasti molto soddisfatti, anche perché è stato un evento fatto per beneficenza. Qui Mirko il tempo sta cambiando, cosa facciamo? Qui a Ida, a pochi passi, andiamo alla festa della ciliegia, andiamo a vedere C'è il nostro stand. C'è un tendone fornitissimo con Sì. tutte le panchine, la gente pronta per venire a mangiare la costata. Sì, serata costata, ma non solo, naturalmente abbinata alla nostra ciliegia. Andiamo! Riccardo, ben 11 qualità di ciliegie. Ce ne sono veramente anche di giganti, le peculiarità. Sì, guarda, 11 varietà di ciliegie, tutte diverse l'una dall'altra e si possono distinguere per naturalmente lo spessore, il colore delle ciliegie e naturalmente il gusto. Qui ne abbiamo proprio di diversi colori, queste qua sono proprio una cosa che sui campi qua di Trevignano abbiamo e sono proprio una cosa veramente tutte diverse l'una dall'altra e di gusto senti proprio la differenza in bocca. 300 prenotazioni, 300 persone che questa sera aspettano questa costata. Ma cosa gaia sta costata? Eccola qua, questa è la nostra costata che noi diamo ai nostri clienti questa sera, che è quasi una fiorentina praticamente, pesa dai 900 a 1 chilo. Ma come deve essere la cottura per una buona costata? Perché resti tenera dentro e un po' croccante fuori. Prima di tutto deve essere messa in piedi dalla parte dell'osso in modo che si riscaldi per bene e poi 5 minuti per l'altro. Ma non sono costate, perché vedo i ragazzi che sono pronti con tutta una serie di salsicce, costicine e nonché i fagioli. Di un tipo solo? No. Ci mancherebbe, oltre alla grigliata tradizionale, salsicce, costicine, bracciole, abbiamo la tagliata che è una cosa speciale fatta da Ennio e le bistecche di cavallo naturalmente anche. E Andiamo poi a vedere i fagioli. andiamo a vedere i fagioli del contorno. Perché qua i fagioli, no signori, non si chiamano fagioli. Come si chiamano? Assolutamente, qua è fasioi e noi li abbiamo di due tipi. Abbiamo quelli tradizionali con il peperone, la cipolla e un po' di sedano e naturalmente quelli alla cacciatore che sono un po' più piccanti, eccoli qua, che li serviamo come contorno con la costata. Lasciamo Ponzano Veneto e le sue ciliegie, fotografia dell'estate, che mette il suo vestito a pois rossi. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.